iniziare. Musica, per favore. Ed è cominciata davvero alla grande, con 60.000 persone presenti in città sabato e addirittura 100.000 domenica, questa edizione 2010 del Carnevale di Venezia. Il bilancio di questo primo weekend della Kermesse è davvero più che lusinghiero, se si deve considerare che sabato, primo giorno ufficiale della manifestazione, il tempo ha fatto pure i capricci. Nonostante la pioggia, però, sono state ben 40.000 le persone che hanno assistito sabato sera in piazza San Marco allo spettacolo di apertura del Carnevale, che ha visto come protagonista Arlecchino ed il suo più grande interprete, Ferruccio Soleri. Il sole ed una temperatura mite hanno invece fatto da cornice domenica mattina all'attesissimo volo dell'Angelo. In questo caso sono stati addirittura 75.000 in Asia all'insù che hanno seguito la discesa del campanile di San Marco di una Bianca Brandolini d'Adda, un po' angelo, un po' principessa, ovviamente preoccupata prima del cimento, ma poi decisamente contenta di un'esperienza davvero unica. Ho provato una sensazione immensa che non ho mai provato in vita mia e che rifarei subito. Era bellissimo, molto emozionante. Hai avuto paura? Ho avuto un po' paura prima, però dopo no. Piazza San Marco dall'alto come l'hai vista? Non ho mai visto Venezia così, bellissimo. Bellissimo. E la gente è stata tutta la contenta. gente è super carina. Grande cornice di pubblico domenica pomeriggio in piazza San Marco anche per l'arrivo delle Marie. Le 12 bellezze nostrane, ma tra loro c'è quest'anno anche una 18enne di origine russa, che si contenderanno il titolo di Maria del Carnevale, rinverdendo una tradizione veneziana molto antica che prevedeva che appunto ad ogni carnevale fosse regalata ad alcune ragazze popolane la dote per potersi così sposare. Tanta allegria e festa comunque non solo a San Marco ma anche nelle altre piazze e calli di Venezia. Numerose le maschere e i coriandoli, ovviamente tanti anche i bambini e già ottimi affari anche per i truccatori disseminati lungo tutti i punti strategici della città. Il carnevale è poi ufficialmente cominciato anche in terraferma grazie al Sensation Bus, l'autobus che trasporta lo spettacolo, rappresentato da giocolieri, saltimbanchi, comici, burattinai, a domicilio, ovvero nei vari quartieri di Mestre. Al magico mondo del circo senza animali, anch'esso itinerante, di Pare d'Orfei, alle sfilate di carri, alle tante rappresentazioni teatrali in programma. Un ricco e succolento antipasto, insomma, in vista del lungo gran finale della manifestazione. Dall'11 al 16 febbraio, ovvero da giovedì grasso a martedì grasso, il cartellone degli eventi in programma è infatti davvero difficile da riassumere. Se piazza San Marco vivrà altri momenti importanti come gli spettacoli dedicati alla commedia dell'arte tutti i giorni, il concorso delle drag queen venerdì, San Valentino in San Marco domenica 14 febbraio, il Sensation Tango lunedì e le serate evento di sabato e di martedì, nei sestieri di Venezia impazzerà Sensation, 6 sensi per 6 sestieri, la vista per San Polo, il tatto per Castello, l'udito per Dorsoduro, l'olfatto per Santa Croce, il gusto per Canareggio, la mente per San Marco. Senza dimenticare poi tanti eventi proposti anche nelle isole in terraferma per accontentare davvero le persone di ogni età. Per i giovani, ad esempio, appuntamento da non perdere sabato al Tronchetto con The Wonder Dog, nonché con Sensation Music Parade e DJ set in programma ogni sera a Campo Santa Margherita. Non mancano i grandi appuntamenti teatrali al Goldoni grazie al Teatro Stabile del Veneto e nemmeno la tradizionale cavalchina alla Fenice in programma sabato 13 febbraio alle ore 23.